Numerose iniziative, quelle contemplate nel contest della 70ª Sagra del Mandorlo in Fiore 2015. Alcune scuole della provincia di Agrigento hanno effettuato un suggestivo percorso culturale all'interno di Casa San Filippo, accompagnati dall'eterea figura del cantastorie siciliano. Un'immagine legata all'antica tradizione popolare siciliana, nella quale si assisteva a delle vere e proprie rappresentazioni teatrali che prendevano vita grazie all'interpretazione caratteristica tipica del cantastorie. Il raccontare delle storie con una modalità antica, vecchia, dei vecchi cantastorie, però io ho messo nei temi, perché le storie le ho scritte io, anche tematiche attuali come Falcone e Borsellino, la questione dell'emigrazione. Tutto il pubblico, che sia piccoli o grandi, ascoltano sempre con interesse e sono interessati. I bambini hanno risposto benissimo, in effetti erano tanti, lì per lì abbiamo avuto anche un pochino la preoccupazione di poterli gestire, invece sono rimasti affascinati da questa figura del cantastorie che loro non conoscevano. Diciamo che il cantastorie ha offerto un'esperienza che loro non avevano mai fatto e che non è facile fare, perché il cantastorie oggi è una figura che non si trova facilmente nelle strade, è una figura del nostro passato recente, quando nelle piazze, nelle strade si fermava a raccontare storie di amori infelici, di amanti e altro. Oggi invece abbiamo presentato non solo questa figura del passato, ma anche quello che potrà essere il cantastorie oggi e nel futuro, diciamo. Oggi con le nuove tecnologie il cantastorie è un po' messo da parte, quindi abbiamo voluto cogliere questa opportunità che ci ha offerto il Parco della Valle per mettere i bambini a conoscenza di questa forma di arte tradizionale ma sempre bella. Mi è piaciuta l'ultima storia, che era stata tratta da uno dei cantastorie più famosi della Sicilia e che era stata rappresentata da Peppino, che oggi è venuto qui per illustrarci due delle sue storie più belle e una che è stata presa da quest'autore siciliano. Che anche per me è stata un'esperienza particolare, perché insomma sono relativamente giovane e quindi neanch'io conoscevo il cantastorie. Più che altro è un racconto che risale ai tempi dei miei nonni ed è stato bello anche per noi insegnanti poter avvicinarci a questa realtà.